Allenamento di rifinitura per la Pro Favara che domani è attesa in una importante e delicata trasferta in terra trapanese. Infatti domani è di turno il Mazzara 46, terza forza del campionato. Una trasferta sicuramente importante e insidiosa che la Pro Favara vuole preparare e quindi affrontare nel migliore dei modi. Se diamo un'occhiata alla statistica possiamo dire che la Pro Favara ha sempre vinto tutte le trasferte giocate nella prima parte del campionato, ma come più volte abbiamo detto il girone di ritorno assume specialmente nei campionati minori come quello di eccellenza un significato particolare ed è proprio per questo che mister Catalano durante tutta la settimana ha preparato al massimo questa partita. Come abbiamo detto in altre occasioni, la campagna acquisti invernale ha rafforzato la Pro Favara con l'innesto di nuovi e importanti elementi che vanno a completare l'organico di una formazione già forte. Infatti la Pro Favara è al secondo posto in campionato dietro la Nissa e proprio con qualche lunghezza di vantaggio del Mazzara 46. Ma è una partita che si presenta da sola, le partite importanti bisogna affrontarli con il giusto piglio e i ragazzi si sono allenati bene, abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, abbiamo solamente un infortunato e speriamo che, insomma, di andare a farci la nostra partita come abbiamo fatto sempre. Indubbiamente la Pro Favara ci crede, si è rinforzata durante la campagna invernale, ha lavorato molto anche durante la pausa natalizia, quindi praticamente si prosegue il girone di ritorno sempre con un passo veloce. Dobbiamo fare questo perché se perdiamo il passo diciamo che la distanza poi non ci permette più di sognare o di avvicinarci alla squadra che ci precede. Noi abbiamo rafforzato nella seconda parte della stagione perché sono andati via 2 giocatori, ne sono arrivati altri 2, poi abbiamo preso anche un buon portiere senza nulla togliere a Sesai che si voleva avvicinare a casa e quindi in buona sostanza credo che si è perso poco a livello, diciamo, tecnico, anzi mi si è messa un po' più di esperienza rispetto a quello che era nella precedente parte di campionato. Quindi si affronta il campionato di ritorno, ripeto, con grinta e voglia di fare il massimo. Assolutamente sì, non abbiamo mai mollato, anche nei momenti di difficoltà, abbiamo avuto parecchi infortuni. La settimana scorsa avevamo 5 giocatori fuori e siamo riusciti a vincere contro una squadra mettendo in campo difensori come attaccanti. Quindi voglio dire, insomma, se lo spirito è questo, io ho fiducia nel mio gruppo, poi il campionato ancora è lungo, poi si vedrà.